sento spesso per televisione, si canta quando siamo in compagnia, mette nel cuore un tocco di magia. Chissà se la cantassimo un po' tutti, grandi, piccini, vecchi, belli e brutti. La vita in fin dei conti è una canzone, le strofe, il ritornello e il tormentone. Pa 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 baci d'amore, stelle nel cielo, senti il calore, mille voci nel cuore. Pa pa baci d'amore, boccuccia socchiusa, arcobaleni e mille cuori sereni. Luna di maggio, dai forza e coraggio, l'estate che arriva si balla in villaggio. Pa pa baci d'amore che sanno di sale, sole che scotta e ti prendi una cotta. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci, baci. Che bella questa nota d'allegria, ci fa sentire tutti in sintonia. La rondine, il balcone, il vino buono, nessuno deve stare sottotono. Nel mondo c'è chi scende e c'è chi sale, ma l'importante è prendere le scale. Ma adesso ferma il treno alla stazione, cantiamo in coro, questa è la canzone. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci d'amore, mille voci nel cuore. La nostra nuova sigla! Che bella, che bella! È bella, eh? Baci d'amore a mille voci! Ottava edizione, ottava puntata, che dico? Al Satiricon Di Aprilia. Avanti, Aprilia. E Una- salutiamo il nostro Gianni Turco. il Che è nostro là sopra in regista. regia, perché la regia sta sempre su. Sempre sta sopra. Ma perché sta sempre sopra? Sta il senso di superiorità. Aspetta che prendo la scaletta. Devono guardare la Maestro nostra. Calì, buonasera, come sta? Maestro Calì, buonasera. Tu hai preso la scaletta? L'ho presa la scaletta io- perché anche Allora, oggi... Sì, un parterre di Lui ospiti prende i internazionali, pioli. signori. Partiamo con Umberto Napolitano. E vai Umberto! E dopo Umberto arriva la mia amica Giovanna! Giovanna! Ciao Umberto! Giuseppe Lavano. Vai di là, vai di qua, vai di là. Anna Calemme! Ciao Gio! Angelo Senetti. E arriva il grande Franco Fasano! Vai, Franco! I Romans. Lorenza Pettarelli! Biagio Miraglia. Franco Rizzo! Eccolo! Adesso andiamo dal nostro Calì che ci fa sentire. Ah, ma lui guarda questa canzoncina là, eh? Ci fa sentire Sei sempre proprio- la Facci sigaretta. Avviciniamoci al nostro Calì. Maestro, che cosa le passa per la testa questa sera? Ah, ho capito l'aggancio. Una canzone che si chiama proprio così, Se ti passa per la testa. Che ci farà ascoltare più tardi? Magari. Va bene. Grazie, se Perché l'orchestra noi vuole sempre. magicamente, come per magia, guardate ragazzi, Guarda. Sono arrivati I potenti- Sono arrivati ragazzi del Giardino del il Semplice. Giardino dei Semplici! Grandi, grandi. Ma tu perché sei sempre così serio? Sono una persona seria. Ma lo so che sei una persona seria, ma... fammi un sorriso. Quando sorridi... Devi pagarla sta cosa qua. Dai, Che cosa Forza. si fa ad ascoltare di bello? facciamo una canzone che ha qualche annetto. Ah sì? Tu forse eri Una pupa. eri quasi sicuramente nata. Guarda che te... Concerto in La minore. Che bella. Giardino dei Semplici, concerto in La minore. Vai. Bella questa.
suonata in do. Potrebbe... Suonava in tutto il mondo concerti di Chopin, in prima fila gli occhi su di lei, sui tasti le sue dita, farfalle in libertà, viveva con orgoglio la sua età. Seduto al pianoforte in quella stanza, guardava la sua donna e ripassava Mozart, concerto in la minore dedicato a lei, e senza una ragione se ne andava. Ha lasciato in un cassetto tra gli spartiti il suo concerto antico e poi ingiallito dal tempo che un giorno creò in silenzio per lei. Ha lasciato tutti i dischi del mondo in compagnia di artisti, la sciarpa bianca presa a Parigi e tanti ricordi comprati quando era in tournée. Ritagli di giornali, adesso sfoglia lei, piangendo un po' davanti al suo caffè. Ritornano le note del suo passato, ricorda che era bello quando lui suonava, concerto in la minore dedicato a lei, e senza una ragione se ne andava. Ha lasciato in un cassetto fra gli spartiti il suo concerto antico e poi giallito dal tempo che il giorno creò in silenzio per lei. Ha lasciato tutti i dischi, le foto in compagnia di artisti, la sciarpa bianca presa a Parigi e tanti ricordi comprati quando era in tournée. Concerto in la minore. Bravi Giardino. Fate sempre sognare voi, Ci fate sempre Come vi sognare. trovate qua con Facciamo noi? sognare cose belle, o no? Sì. Giusto, le cose Vi belle. trovate bene? Benissimo. No, Poi no. quando Gianni ci chiama, suona la donata, a Magorno. Dovete correre. Ma prima di andarvene, cioè rimanete con noi ovviamente. Certo. Non lo fai un sorriso. Un sorriso, Durbans come lo vuoi? Durbans. No, poi se ne va a dentire. Smetti! Il giardino dei semplici! Grazie ragazzi! Stefania 100%. Ragazzi, mentre diamo
il tempo ai tecnici di spostare gli strumenti, noi dobbiamo presentare Noio, un grande amico che l'altra volta ha fatto un pezzo bellissimo. Vieni Umberto! Umberto Napolitano! Napolitano! Andiamo Eccolo qui. Ma come sei elegante Umberto, bellissimo. Vabbè ragazzi, l'altra volta sì ho fatto, poi mi cercavate tutti, ero in rianimazione. È arrivata l'ambulanza, ti ha portato. Adesso faccio un pezzo mio vecchio che riguardava il mondo delle discoteche, sai, quelli, Certo. Negli anni 60 o 70? e 70, quando ancora le ragazze sedevano da una parte, i ragazzi dall'altra. Ah sì? E si mandavano... Noi si suonavano, poi c'era qualcuna che ci fissava, allora nell'intervallo ci si passava lo strumento. E io mi ricordo di una compagnia di 10 ragazze, no? E dove c'erano 9 che ballavano tutte, no? E una che non ballava e mi guardava sempre, dico, quella pensava a me. Ehi! E allora io prendo, dico Gianni, per voi, tieni che vado a fare una vado là e io Microfono. ciao, Tutto eccitato. balli? No. E allora cosa fai? Sono qui a guardare le borsette. No, dai! Erano quei momenti. E io poi andai e scoprì che si chiamava Antonella e feci una canzone che fece come ti chiami Antonella. Adesso presenterò quella canzone dove con l'Antonella Fuiuta, perché non c'è Fuiuta. Con dimmi come ti chiami? Sì, Antonella. E quella lì c'è la sua voce sola. Se vuoi sì? fare. Io la canto, per questo mi sono vestito un po'. Elegante. Anni 70. Vai, Umberto Napolitano! Facci sognare. Come ti chiami? Antonella. Che bel nome, io Paolo. Ciao. Era un po' che ti filavo, sai, Davvero? ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo? Ma va, è solo un amico. O meno male. Perché? Io credevo di scocciare. Che sciocco, non è vero? Dimmi un po', ma tu guardavi me? Quando? Quando lui ti girava e c'ero io davanti a te. E poi che fai? Vado a casa. Ti potrei accompagnare. Beh, se vuoi. Era un po' che ci pensavo, sai. A cosa? Chiudi gli occhi, dammi un bacio e da sola capirai. Come ti chiami? Che bel nome, io. Era un po' che ci pensavo, sai. Chiudi gli occhi, dammi un bacio e da sola capirai. E da sola capirai. E da sola capirai.
Umberto, rimango con te. Non vedevo l'ora di ballare sul tuo davanzale. Umberto! Grazie, Umberto Napolitano! Ciao Umberto, grazie. Poi ha proprio la fisicità, è vero Gianni? No, è forte, Umberto è forte, l'ho riscoperto io, di una simpatia incredibile. Sì, è vero. Comunica È vero. proprio alla grande. Lo sai chi c'è adesso? Che c'è? Una grande artista, grande amica, Giovanna. È Giovanna, grande artista e grande amica. Ah! Ci siamo sistemati i capelli? Stavo pettinando, scusate. Come ti chiami? Giovanna, si chiama Giovanna. No, veramente mi stavo pettinando, ma avete chiamato lei. Abbiamo acchiappato mentre c'aveva le dita dentro ai capelli. Ascolta, Son fili d'oro i tuoi capelli aspetta, biondi. lo vedi che non ha il microfono laggiù? Ma io parlo così parlo vicino alla bocca di lui, hai capito? Tieni Gio. Giovanna, come sta andando l'estate, il tournée, tutto bene? Sì, tutte cose belle. Poi tu ti occupi di lirica, fai tante cose, regia. Sì, infatti, diciamolo, serve un po'. Ho fatto questa grande manifestazione al Teatro Comunale di Bologna, la regia del terzo premio, del terzo Oscar internazionale della lirica. Adesso, i primi di settembre, faccio questa cosa meravigliosa, il ballo delle debuttanti a Carrara con orchestra sinfonica, e poi faccio Turandot, vado in Oman e Traviata, che è l'opera che tutti i registi amano fare. E poi di queste regie poi naturalmente produco i DVD che, come tu sai, la Chicco Music è una delle più amate case discografiche per quanto riguarda il settore della lirica. Ricordo che mi ha regalato dei DVD che poi io ho dato prontamente ai miei genitori amanti, tu sai, della lirica da sempre. Mamma, con te. Ti ringrazio Giovanna, grazie, veramente. Grazie. Adesso passiamo al pop. Al pop. Una canzone che cantano tutti. E allora, siccome io l'ho incisa già 2 volte in 2 album, ve la ripropongo perché secondo me è una canzone che è nata nel 1968. Esatto. Quasi esclusa da Sanremo, arrivata ultima a Sanremo. Sta andando alla grande, l'hanno incisa tutti. Bocelli. Tutti. La voce del silenzio. Di Paolo Limiti. Di Paolo Limiti. Giovanna! Grazie. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E che ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai.
quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca sai molto di più. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso Magica, magica, straordinaria. Grazie. Però lieva da Nanz. mi fai per favore do? Do, ci Do faccio un do, maggiore. perché in do sta bene. Il do è sempre lì. In do sta benissimo. Voglio fare un omaggio perché questo è un lazzarone. Una stella Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro. Ma perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Fontanelle capevolte, chi sto cuore mi si schianta Quando senti di la gente che si è fatta malamente, sto paese ma perché? Spagna torna a Napoli, ma che già fa paura e c'è torna. Lieva da Nanz, lieva da Nanz. Ma dovete fare una canzone insieme voi due. Lo faremo. Per portarla nel mondo. Ma lui non vuol cantare. Una canzone nuova però, nuova. Stupiremo con effetti speciali. Faremo. Arriva Grazie. Giuseppe Lavano. Grazie. Ciao Bella. Ciao Giovanna, grande come sempre. Giuseppe Lavano. Ciao Giuseppe, Vieni qua. giovanissimo, quanti anni hai? 18. 18 anni, ragazzi. 18 anni. Canta una canzone che si intitola Per te, per te, per te, per te. Per tutti? Per tutti. No dai, Chi come la si scrive chiama la questa canzone? Di Josh Groban, è un cantante americano. E quindi il titolo? Per te. Per te, è un grande americano che canta però in italiano. Ok, per te, Giovanni Lavano. Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà, con te avrò
futuro lo sai. Dimmi che questo non finirà mai senza di te. Non voglio esistere per te vivrò l'amore vincerà. Con te avrò 1000 giorni di felicità, 1000 notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Non devo dirtelo ormai, già lo sai. Che morirei senza di te. Per te vivrò l'amore vincerà. Con te farò tutto quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Lavano, ma che bravo che sei! Poi è difficile questa canzone, Bravo È Giuseppe. difficilissima. Ricorda, correggimi se sbaglio, vagamente Esmeralda, Sì. Quasimodo, una cosa... Vagamente, o no? Non ho capito. Ti ricordi quel brano che fa Esmeralda di Quasimodo? Cocciante. Di Cocciante. Vagamente. Nella... Ma sai, sono quelle arie un pochino. Quelle arie, ti date le arie. Non andare indietro Giuseppe, stai qua Questa con noi. canzone. Ascolta, ma questo è un brano che ha interpretato Bocelli, se non erro, no? L'hai sentita da Bocelli? Io l'ho sentita da Bocelli, tu no? No. No? Lui non l'ha sentito, È evidentemente. timido e molto emozionante. No, no, il ma nostro stai Giuseppe. preoccupata. È la prima volta che si... Vai tranquillo, vai Giuseppe tranquillo. Lavano! Hai un futuro spianato con la voce che hai. Complimenti, bravo, grazie. Bravo. E da un giovane talento a una giovane conferma. A una vecchia No, conferma. ma è vecchia, ho detto giovane conferma. Una vecchia con... vabbè. E sarebbe? Anna Calemme. Ah, io pensavo... Io non credevo si trattasse di una donna, se no non avrei adoperato questo Non lo aggettivo sapeva. Ciao. infelice, appunto. Poi figurati, guardate qua, che bella guaglione. Hai visto che bella coglione? Qui veramente Napoli è presente alla È grande. presente Campana, Sì, questa sì, città è sono Campana. di Napoli e veramente sono fiera e orgogliosa di essere di questa bellissima città. Mi piace portare la musica classica napoletana nel mondo e quest'oggi vi vorrei far ascoltare. Eccola là, di cui quella cosa che abbiamo parlato prima. Sì. Lei sta facendo un'operazione me l'ha bellissima, detto secondo prima. me. Sta riprendendo i Murolo. Esattamente. I Murolo, i brani di Murolo. I brani del grandissimo Del grande Roberto maestro Murolo, che ho avuto Roberto veramente Murolo. il piacere di conoscere. E allora stasera vi voglio proporre una canzone molto particolare, perché la parola sogno l'ho sentita in questo studio. Sì. Vi vorrei far continuare a sognare con una canzone molto particolare che parla di un nonno che dice vicino alla sua nipotina: non ti preoccupare cara, un domani quando io non ci sarò più mi potrai sognare. Che Che bella. meraviglia. Il titolo? Mo posso andare. Anna Calemme. Grazie.
veramente magica, brava. La voce elegante di Napoli, posso dire questo? Poi ha uno sguardo, hai visto? Hai una voce Nel elegante. video vieni fuori, hai questo sguardo magico. Ma mi sono emozionata perché è una È canzone vero? molto particolare. Brava Anna Calemme. Brava Anna. Ciao. Grazie del Ciao. microfono. Un giovane, giovane. dici tutto Gianni. Ah, questo è un grande artista, canta veramente. Ah, allora tocca a me, ok. Ma dai, te no. Angelo Seretti! Ha detto grande artista. Angelo Seretti, guarda che guaglione! Guarda qua anche del ragazzo qua. che arriva. Alto! Non grande, alto. Vestito il tuo. Perché non sei grande? Quanti anni hai? 37. Non è che allora sei ti pupo, bene. non è che sei proprio popino. Allora, Che ci racconti? Vengo da Udine per cantare Per i tuoi occhi. Grazie, hai capito. Solo per quello. e tu manco scherzi però con gli occhi tuoi, Quanto è bella lei. Quanto è bella lei! Cos'è, È degli occhi svizzato, bellissimi. Quanto sei brutto tu! So, Voleva dire questo! Siamo fichi fichi? Ma sa tutto questo, è pazzesco. Si è preparato si è meglio di preparato noi. bene. Bravo, bravo. Raccontaci di te invece. Che sei una new Raccontaci entry di della- te. di Mille Voci. È la prima volta che sono qua con voi e quindi spero di stare con voi ancora altre edizioni. Sicuramente. Tu sei Sicuramente. prodotto da David Marchetti, mi sembra. Esatto. Ah, allora, Allora. La canzone che ci proponi questa sera? Everybody loves somebody sometime. Bravissimo, in bocca al lupo. Angelo Seretti. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody falls somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your chance. Then every minute, every hour, every boy will find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And to my dream was of you. You're already the whole world waiting for someone like you. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Every minute, every hour, every boy will find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. Answer to my dreams when I'm with you. You're already the whole world waiting for someone like everybody loves somebody sometime. Aveva la mano che gli tremava dall'emozione. È emozionato. È l'emozione. È emozionato, bravissimo. sei nel ruolo, è Gianni, perfetto. scusa, fai un primo piano, questo ragazzo ha due occhi Che sembrano che tre- sono uno spettacolo, guarda. che- Voi sono più belli. I due sono hai più capito? belli, Hai capito, ragazzi? Aveva gli occhi dell'amore. Complimenti, ciao, a presto. Ciao. Angelo Seretti, ciao. Ciao Angelo, e adesso è il momento. Adesso è un grande momento. Perché dare una definizione a questo artista non è semplice, perché oltre a essere un grande autore, compositore, cantautore,
è un grande cantante, io lo adoro come canta perché ha una personalità artistica che lo distingue e poi è di un'umiltà stravolgente. Parlo, ma non lo vedrete subito perché anticipare il suo arrivo qua con noi sarà un videoclip. Si tratta, Gianni, con quale brano? La Anticiperà canzone Franco. si chiama Una piccola parte di te, è un rapporto tra padre e figlio e stiamo parlando di Franco Fasano. Contributo video. Quando crescono i figli non li tieni più in braccio e diventi un ostaggio per il loro futuro e si alza quel muro che non c'era mai stato, che segna il confine tra preteso e già dato. Quando crescono i figli non ti danno più retta, hanno sempre ragione, hanno troppo di fretta, sanno dirti soltanto buonanotte o buongiorno e ti accorgi che è meglio se ti levi di torno. E allora ripensi ai tuoi genitori, le tue insofferenze, i loro timori, e basta aquiloni o castelli di sabbia, il mondo era fuori, tu dentro una gabbia e tutto ritorna, ma cambiano i ruoli, la scuola, lo scooter, gli amici, gli amori, i figli ne fanno di tutti i colori, vai fuori di testa, ma poi li perdoni. Quando crescono i figli c'è uno scontro diretto tra le loro esigenze e il tuo male difetto. Chi si sente già grande, chi si sente più vecchio, ma poi ti guardi allo specchio e quel ragazzo davanti ai tuoi occhi sei tu. Che fanno, sai che c'è sempre una piccola parte di te. E anche se poi se ne vanno, con loro resta per sempre una piccola parte. Spostati, spostati. Di te. Franco Fasano! L'applauso, grande ragazzi! Franco, che
dolcezza È questa a cosa. fondere l'arte con l'umanità, con il fatto di essere padre, di sentire i figli. Hai fatto una fusione di un'emotività gigantesca. Ma guarda, questa canzone l'ho scritta proprio qualche anno prima di quando l'abbiamo eseguita qui, perché si era fatto tardissimo, il giorno dopo lui doveva andare a scuola ed erano le 2, ci eravamo addormentati davanti alla televisione e a un certo punto io ho detto sono le 2, ma non mi ha proprio filato di pezzi. Allora ho tentato di prenderlo in braccio, non riuscendoci, e lì mi sono reso conto che era un po' più alto di me. No, penso. E quindi niente, allora non ti dico che cosa mi ha detto perché l'ho svegliato, perché non so se siamo in orario protetto, no? È meglio che non ve lo dico. E allora lì sono rimasto un po' scioccato di come spesso i ragazzi hanno un atteggiamento da un certo punto di vista molto importante, molto bello, molto aperto, però dove forse perdono di vista quello che sono un attimino i ruoli. Allora questa parola ruoli mi è cominciata a ronzare nella testa. Lui comunque è riuscito ad andare a dormire, io non ci sono riuscito e ho scritto questa canzone. Ho scritto questa canzone Come nasce? e dopo 2-3 mesi uscì la notizia che Paolo Bononi si avrebbe poi organizzato il Festival di Sanremo, e allora io, che ormai del Festival di Sanremo non partecipavo e non ho più partecipato dal 92, questa canzone mi aveva dato la forza, perché penso che a Sanremo uno dovrebbe andare quando ha delle cose da dire. Solamente in quel Applauso. caso. Solo in quel caso. E quindi niente, io mi ricordo che senza casa discografica, senza nessun tipo di disco, non avevo nulla, sono riuscito ad avere un appuntamento con l'organizzazione, gli ho fatto ascoltare questa canzone dal vivo e Paolo, devo dire che rimase molto colpito da questa canzone, però per tutta una serie di logiche che ci sono oggi al Festival di Sanremo, certo. Quindi la notorietà, il fatto di chiamare e di invitare persone che coniughino anche un po' la popolarità, no? Per le famose proiezioni di oggi, celebrità, eccetera. Certo. E mi proposero di farla cantare da un altro cantante e io ho cercato un altro cantante che potesse cantare questa canzone, però non sono riuscito a convincermi fino in fondo. Perché mi fate una telefonata? Te la sei cercata, Franco, però. No, ma te lo spiego perché. Perché l'occhio nero è quasi stata una roba che abbiamo raccontato l'altra. No, poi un po' per queste insomma paralleli dei successi del passato si è stabilito Fasano, autore delle più grandi canzoni da dopo l'87-88 di Fausto Leali, chiamiamo Fausto Leali a cantare questa canzone. Fausto Leali, quando ascoltò questa canzone, ma non in quell'occasione, già da prima, perché io sono molto amico di Fausto e gliel'avevo fatta ascoltare, lui mi disse che questa canzone non era nelle sue corde, perché era qualcosa che era troppo più forte di lui, lo rappresentava. La coscienza, voi professionale, voi poi di uomo. Purtroppo è stato invitato a farlo e purtroppo il risultato è che questa canzone a Sanremo non lasciò tanto il segno, cantato da Fausto Leali. Aveva ragione lui in questo caso. Aveva ragione Fausto, ma io non ho fatto nulla per convincerlo, è stato proprio tutto un altro tipo di ragionamento che fu fatto all'epoca. La cosa che mi fa molto piacere è che il senso di questa canzone era proprio in qualche maniera entrare ad avvicinarmi di nuovo a mio figlio in una maniera particolare. Quella sera è stato proprio lui a propormi. Al San Babila di Milano. Al San Babila di Milano, quando ha detto guarda, se vuoi ti accompagno io. Che carina questa cosa. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, e per me solo rivedere questa scena è come avere vinto il Festival di Sanremo, al quale non ho potuto partecipare. Hai vinto molto di più del Festival di Sanremo. Allora, una piccola parte di te inserita in questo doppio album fortissimissimo, Franco Fasano, insieme a tutti i grandi successi che lui ha scritto dai primi anni '80 fino adesso. Qualche titolo: Io amo, Mi manchi, Regalami un sorriso e Ti lascerò, il grande successo di Anna Ox e Fausto Leali. Ma sono una più bella dell'altra, guarda, sono tantissime. tantissime. Quindi fortissimissimo Franco Fasano. Lo è. Certo che lo è, Però per la puntata di oggi ho scelto una canzone
che probabilmente è nelle vostre orecchie, spero anche nei vostri cuori, grazie alla voce di Drupi, una canzone che partecipò a un Sanremo del 1984. L'arrangiamento lo fecero, pensa, i PhD, che all'epoca era una band inglese che andava per la maggiore, e grazie alla... mi ricordo che tra l'altro il provino di questa canzone lo fece proprio il fratello di Umberto Napolitano alla Hai Warner. capito? Dai, E mi mi ricordo che trasformarono questo minuetto che io avevo scritto in una ballad un po' più vicina allo stile che Giampiero Anelli, questo è il nome vero di Drupi, era abituato a conquistare anche l'Europa, insomma. Infatti questa è una delle canzoni che ancora lui canta in Europa, e invece in questa mia opera, perché io la considero una mia opera, questo doppio album, ha recuperato anche alcuni brani di testo, alcuni pezzetti di testo che all'epoca furono tagliati, un po' come è successo con Ti lascerò, con Mi manchi, eccetera. La cosa interessante è che sia una piccola parte di te che Regalami un sorriso, per la famosa regola che vi avevo spiegato, che in questo album è vietato che i musicisti riarrangiassero i pezzi che avevano già fatto in passato. Ho invitato un grande, secondo me, Fio Zanotti, che devo dire ha centrato esattamente sia il sapore e l'intensità di una piccola parte di te, anche perché lui ha un figlio musicista, un grande musicista, Massimo Zanotti, che tra l'altro è venuto anche lui a suonare in questo disco, in un'altra canzone, e poi mi ha fatto questo grandissimo regalo di una versione particolarmente attuale di Regalami un sorriso, che adesso ce l'ascoltiamo dalla tua voce, Franco. Franco Fasano, regalami un sorriso. Vai Franco. Farà buio se tu non ci sarai. Regalami se vuoi i giochi della sera, i tuoi momenti in fiore, la tua serenità. Quei occhi così grandi da fare invidia al cielo, e l'onda dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai. Regalami semmai un breve istante, poi regalami un sorriso per le mie notti insonni, per i miei giorni tristi, se tu non ci sarai. Lo chiuderò nel cuore in un piccolo cassetto, per quando avrò bisogno del tuo affetto. Regalami un sorriso che mi rimanga addosso, come se fosse il nome che un giorno mi hanno messo. Regalami un sorriso, lo prenderò per mano, poi come un aeroplano ti guarderò passare, perché sei come il vento e non ti si può fermare. Regalami un sorriso, lo porterò per sempre con me. Regalami un sorriso.
regalami un sorriso, che mi rimanga impresso, regalami un sorriso, come la prima volta, regalami un sorriso, che ho visto l'universo. Grazie. Siamo venuti dalla stessa parte. Al centro, lei. Che c'è? Al centro è lei che... Ma sei tu l'ospite. Quando torni a trovarci? Presto, se lo prometti? Quando volete, promesso. Quest'anno ve lo prometto. Allora ti aspettiamo. Sono 26 le canzoni, potete sceglierle voi. Che meraviglia! Ti aspettiamo. Il grande amico, nonché artista, Franco Fasano. Ciao. Grande Franco. Ciao Franco. Puoi dare a me il microfono? E adesso un andate gruppo via, andate via, Come andate via? Andate via, voglio restare solo con la malinconia. E adesso andate via. È il momento di un gruppo storico, i Romance. Romance. Eccoli che arrivano. Guardali. Eccoli Cosa che state arrivano. facendo? Si erano un po' persi nelle stanze segrete di questo grande locale che è il Sì, perché il Satirico, voi non lo Briglia, vedete al ma completo, è veramente molto grande. È una roba che se ti allontani un attimo non Ti perdi, diventa hai un capito? labirinto, diventa... Sì, ma mi sembra eccessivamente lunga questa No, cosa. no, ma eccoli qua, ma guardate, c'era la guardate, sorpresa. Stavate cercando la vostra partner. Anche le chitarre. Allora, intanto facciamo da portavoci. Ciao, buonasera. Buonasera, come stai? Bene. Tutto voi? bene? Dove eravate? State tutti abbronzati? Ma come abbronzati? Siamo sempre qua? Come fai a essere abbronzati? Vabbè, ma il giorno uno prende un po' di sole, no? Abbiamo messo un po' di spray. Allora, mentre tu fai due chiacchiere con il nostro amico, vado a prendere le aste. Do una mano, capito? Do una mano. E allora l'estate... Ok, questo è a mare. posto. Mare? Guarda, a dirti la verità, non penso proprio di no, però se uno ci può fare un pensiero. Tu sei stata al mare? Sì, io. Che mi ha detto stamane sei stata al mare? Ah, al mare? Sì. Al mare? Che è successo al mare? Ma cosa state combinando voi tre? Io non lo so. Mica stiamo a registrare, sei stata al mare o no? No, siamo liberi. Sei stata al mare o no? Sì, sono stato al mare. Che è successo? Dimmi. È successo... Che ha trovato uno che faceva... Dai, sei stata al mare o no? Scusa, se uno ti chiede, sei stata al mare? Sì. Tu sei stata al mare oggi? Ma hai raccontato? Ma perché mi vuoi far raccontare le cose sconce? Ma quale sconci? Mi hai detto... Vabbè. Guarda, voi c'eravate... Torniamo indietro. C'eravate l'altro giorno... Ho sbagliato, sì. C'eravate quando abbiamo... Come diceva ieri, cosa Antonello, che gli dicevi ieri? Antonello ma lo volete finire? Com'era? No, l'asta, quell'altra. Siete stato... com'era? Siete stato bravo, non venite più. Non venite più. Allora dai, è il vostro momento, so che avete questo brano nuovo di vostra composizione molto bello, veramente Che è molto un bello. pensiero Esatto. intenso ai ragazzi Ai di ragazzi oggi. di oggi, Sì, ai che ragazzi- abbiano ancora motivo di credere che esista una positività nel loro futuro. Direi anche i ragazzi un po' più attempati, perché i problemi oggi ce l'hanno anche quelli un Ce po' ne più abbiamo grandi. tutti, sì, vero? ma però i giovani hanno bisogno di avere un appiglio per il futuro, una Sì, un positività. po' più di spazio ai ragazzi. Esatto. Io in gamba. Sì. Noi vogliono in gamba. Claudio, cosa ci dici di ragazzi soli? Io direi una cosa, come riprendiamo sta situazione? Cantando, sì, voglio intanto ringraziare pure Gianni. Vabbè, Gianni Turco va sempre ringraziato, con un sempre, applauso. Con un applauso. Gianni, perché- sei grande. Perché ogni volta che ci vuole Fortemente. fortemente in questa trasmissione. Ci fate E noi ascoltare siamo questo onorati brano? di essere qua ed essere amici di Gianni. Ma siamo amici tutti quanti, è una famiglia, quella di Mille Voci. Con ragazzi soli. Apriamo una finestra di Romance, speranza sui esatto. giovani e sul futuro dei giovani attraverso questa canzone. Ragazzi soli. I Romance. Ragazzi contro il vento,
ragazzi soli e persi nel loro futuro, ragazzi nei guai, ragazzi dal cuore grande che spalano fango e danno speranze a chi non ce la fa più. Ragazzi soli come le vele senza il vento in alto mare, ragazzi messi al muro dall'indifferenza, ragazzi uniti da Facebook, a volte impulsivi, col viso senza più sorrisi, con un profilo virtuale, così va via la realtà. Ragazzi soli in cerca di un'anima, stanno arrivando in fondo ad un vicolo. Dobbiamo fare come i vecchi hanno fatto per noi, guardarci dentro, cambiare strada in fretta e poi andare avanti a testa alta insieme a loro. Ragazzi laureati fuori dall'Italia, apprezzati, e come non capirli se sono indignati. Ragazzi parcheggiati nel buio da troppe promesse mancate, stretti nello stesso disagio a inseguire qua e là la fortuna, ragazzi sempre in disparte, inascoltati ma decisi, che danno il fuoco alle idee, così la notte va via, va via. Ragazzi soli in mezzo ad un vicolo, bisogna fare presto perché ora tocca a noi, se non vogliamo che ci venga poi detto così. Cari signori, la colpa ce l'avete voi, la colpa ce l'avete voi, certo signori, la colpa ce l'avete voi. Bellissima, poi i romance. È bello Ragazzi perché soli, dietro, i romance. ma il bello che dietro c'erano i giardinieri semplici che stavano facendo il tifo. Questo è bellissimo. Questa è Coro, proprio, bello. sì, è bellissima questa cosa ed è sinonimo che noi artisti, che noi artisti, vabbè, ma ormai ci vogliamo bene, cioè. Ma sì, alla guarda, fine sì, ci vogliamo specialmente tra gruppi, tra complessi. Sì, che è tutti sempre pensano stato che così. è sempre stato così. Sai che non ma pensavo. veramente sarà che quando È vero, ci incontriamo è vero, è più è facile. è il gruppo, Sì, si fa gruppo. Ah, non c'è mai stato un po' di invidia tra gruppi? Mai? Assolutamente. No. Ma se tu calcoli che i Santo California ho dati più bei pezzi. È vero, tornerò un angelo, Ave Maria non ho. No, tanti poi pezzi. volevo dire una cosa, poi- per dimostrarti che fra i gruppi italiani non c'è invidia, specialmente tra noi e loro e altri, addirittura noi nel nostro concerto facciamo un medley dove ci sono brani del Giardino dei Semplici, Ma che bella questa di cosa. tutti i gruppi italiani, dedicati a loro, un omaggio ai gruppi. Ai Questo complessi merita un italiani. applauso, merita un applauso. Bello, Grazie, bello. in bocca Ciao. al lupo ai Romans! Ciao, a presto. Microfono adesso quest'asta, la mettiamo in centro perché è arrivato il momento goliardico di Mille Voci. E sarebbe a E dire... sarebbe, tieni il microfono perché devo fare la presentatrice seria.
Allora, questo è un brano che è stato lanciato qualche anno fa proprio qui a 1000 voci. Ed è la versione goliardica di Gianni Drudi, cioè torna alle origini, perché sai, adesso si è dato molto anche al melodico, dico che è molto credibile in questa veste. Esatto, sì, però ha come no. voglia di ritornare un po' al goliardico. Sì. Ci sarà il videoclip associato con Prendi la pecora Gianni Drudi. Anche la pecora quando era bambina era una pecorina, era una pecorina, e poi cresceva e diventava più bella, era una pecorella, era una pecorella, e fu una sera che non ricorda come conobbe un montone, e cominciarono di colpo a ballare, e cominciarono di colpo a belare. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. La pecora era birichina, usciva la sera e tornava mattina, e ogni tanto la mia nonna racconta che la pecorella andava alla monta, e fu una sera che non ricorda come conobbe un montone, e cominciarono di colpo a ballare, e cominciarono di colpo a belare. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. Balla bella pecorina, balla fino a domattina, balla bella non fermarti, la tua lana dà calore. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. Prendi la pecora, prendi la pecora, prendi la pecora, e balla con me. Gianni Drudi! Però di la verità, adesso confessa alla tua sorellina Stefi, ti piace più fare il melodico o il goliardico? Dai, sinceramente, Gianni. A te? No, io parlo con te. No, io preferisco quando fai il rocchettaro. È vero, perché c'è la Il versione anche rocchettaro rocchettare, melodico, tipo no, il Occhi di rock melodico. tigre, queste... Poi voglio dire, Mazza, anche 3000 questa veste è simpaticissimo e Mi diverto divertentissimo. sempre, dai, l'importante Ma, è no, fare- ma però, quale della versione Drudi preferisci? Tu? Perché quando canto le canzoni tipo Ti amo da morire, tipo la canzone che canteremo alla prossima puntata Certo. d'amore, e sono un romantico, ho delle canzoni che vengono dal cuore perché sono dettate da momenti di sentimento, Certo. no? E quando faccio per esempio da Fighi Fichi alla gallina, al ballo del pinguino, a Prendi la pecora, sono momenti Goliardici, che sì. magari a volte nascono le canzoni, come diceva prima Franco, Certo. insieme in compagnia, quando si è in campagna a fare, non so, una mangiata insieme agli amici, una chitarra in mano, ti vengono queste frasi: prendi la pecora, prendi la pecora. È vero, è vero. Sei forte, Gianni. Beh, E dopo, sì, bisogna divertirsi. E dopo Gianni Drudi arriva una cantante seria. Cioè, non che tu non lo sia, tu sei in questo momento, hai fatto la versione goliardica di te stesso, arriva Lorenza Betterelli. Lorenza! Lorenzina mia, prima, lo sai che io non sono invidiosa delle mie, anzi io amo le mie colleghe, soprattutto quelle più brave di me. È la verità, io amo essere, se c'è un detto, vieni qua, amo splendere di luce
oltre che propria, riflessa. Per cui non sono mai invidiosa delle mie colleghe brave. Allora, ma prima Gianni Drudi, quando eravamo a pranzo, ha detto: cosa canti, Lorenza? Canto Parole e parole. E lui subito: io ti faccio Alberto Lupo. E non ha capito. Tu vuoi fare le coppie con tutti, poi lui vuole cantare con tutte le donne, capito? È un prezzemolino, non è prevista. La canti da sola, non hai Alberto Lupo? Non ce l'ho Alberto Lupo. Ma lo vuoi? Te lo presto, No, non ti serve. Vabbè. Tu vuoi l'asta, vuoi qualcosa? Volevo soltanto dire una cosa, visto che generalmente parlo poco. Sì. Forse è meglio che... Così va bene? No, parla. Però voglio ringraziare, di solito è la cosa più difficile quando è fatto col cuore, Gianni Turco, perché mi ha ospitato qui quest'anno. Sono grata perché lo scorso anno è stato fantastico e quest'anno lo è ancora di più. Vai Gianni Turco! Ci fa piacere sentirtelo dire. Bravo. Grazie. Con parole, Lorenza Bettarelli. Cosa sei, che cosa sei, che cosa sei, cosa sei, non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai, adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Caramelle, non ne voglio più. Le rose e i violini, questa sera raccontale un'altra. Violini e rose io posso sentire. Quando una cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Parole, 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 soltanto parole, parole fra noi. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai? Caramelle, non ne voglio più. La luna ed i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è te quando c'è, che parla meno ma può piacere a me. Parole, 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 soltanto parole, parole fra noi. Parole, 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 parole.
Grazie. Parole. La prossima volta anche Alberto Lupo. Non abbiamo proprio sentito la mancanza di Alberto No, Lupo, perché guarda, no, era infatti piena. Allora, signori, Signori, abbiamo per Bacco per Baccone questa sera Biagio Miraglia. nuovo acquisto. Nuovo acquisto. Entri. Veloci. Prego, in mezzo, vieni qua in mezzo. Perfetto, Biagio. Grazie. Come stai? Ben arrivato. Come stai, Tutto Biagio? bello, elegante. Un po' stanco. Bello Vestito da bianco, sposo. Questo è un abito da cerimonia. La cerimonia. Ma la sposa tua sposa dov'è? È nel pubblico. Aspetta un bambino, mi hanno detto. Sì. Auguri allora. Auguri. Che ci canti stasera, Biagio? Canzone d'amore scritta a primavera per Biagio Miraglia. Primavera bellissima. Vai. Grazie. Vento che movimento sulla città sale dai suoi confini di libertà. Che primavera dolcissima, se mi confondi con i tuoi baci, ma questo tempo mi porta da te. Sul lato che sento di un sentimento che nasce già. Non vale quanto l'impegno che ci darà. Che primavera buffissima, nei suoi colori dei più vivaci. Da tanto tempo sognavo di te, che tu sei mia. Se tu mi credi, se ci credi ancora, per una vita che sia pure un'ora, per ogni istante come di ogni momento che ti allontani da me. Se ci credi ancora, che sia pure un'ora, per ogni istante come di ogni momento. Poi mi alimento di verità, male, la gelosia se ci cambierà. Che primavera bellissima, sai non so dirti quanto mi piaci, per tutto il tempo che vivo di te, sia quel che sia. Mi credi, se ci credi ancora, per una vita che sia pure un'ora, per ogni istante come di ogni momento che ti allontani da me. Se ci credi ancora, che sia pure un'ora, per ogni istante come di ogni momento che ti allontani da me. Se ci credi ancora, che sia pure un'ora. Per ogni istante come di ogni momento che ti allontani da me. Grazie. Grazie a te di aver interpretato Molto questa gentili. canzone che sarà inserita nella compilation dell'estate, È già lì dentro, che va. Grazie, alla prossima. Un saluto a tutti, grazie a tutti. Auguri, buona estate. Anzi, facciamo il finale dopo, non andar via. Adesso arriva un rifacimento di un brano degli anni andati, legata a un granello di sabbia. Chi la cantava? Chi l'ha scritta? Che tu sei tutto dalla musica italiana. Legato a un granello di sabbia, la cantava Nico Fidenco. Bravo! Nico Fidenco.
Signorina, lei il microfono. Tu hai sentito mai la versione della 100? No. Ah, E adesso caro. È la prima sognate, sognate. Sogniamo, dai, sogniamo. Ti ha un granello di sabbia così tu nella nebbia più fuggire non potrai e accanto a me tu resterai. Ti voglio tenere, tenere legato con un raggio di sole, così col tuo calore e nella notte ti perderai solo nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare. Su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ti voglio cullare, cullare su un'onda del mare, amore. Mi ero addormentato. Ah, grazie.
Stavi cullando sull'onda stavo del cullando. mare. Che La pigliata palle. per una ninna nanna, la pigliata, ragazzi. Ci voleva, dai, una cosina un po' soffettina, carina. Mo tocca a te. Ah sì? No, è possibile, veramente. Sì. E andate, va, andate, Vai, andate, vai, va, vai. andate. No, va. Andate, no, questo Lo vuoi lo vedete, sgabello? no. C'ho il mio, c'ho il Vabbè, mio. via, sgabello. Ah. Io nella vita ho fatto un po' di tutto e non so se ho fatto poco oppure tanto. Non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio, ma ho sempre fatto tutto a modo mio. Ho camminato con la pioggia e il vento, ho riso spesso e qualche volta ho pianto, e 100 e 1000 volte sono rimasto solo io, ma ho sempre fatto tutto a modo mio, a modo mio. A modo mio, avrò sbagliato ma a modo mio, a modo mio, a modo mio, che tu ci creda o no, a modo mio. Na na, na na, na na, na na. Na 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 na. E tu che sei comparsa tutta un tratto e in un momento hai colorato tutto. Ah, tu sei diversa, sei importante, do paura io. Chissà se potrò avere a modo mio, a modo mio, a modo mio, avrò sbagliato ma a modo mio, a modo mio, a modo mio, che tu ci creda o no, a modo mio. Na 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 na, na na, na na, na na, na. Chissà se potrò avere a modo mio. Sì, sei proprio bravo Gianni, sei proprio bravo. Grazie, grazie. Come fai a tutte le canzoni, ma questa è una cosa proprio tua. A modo mio è bella, a modo È mio molto bella. È il momento di un giovane. Un momento di un giovane. Sì. Arriva dalla Germania, quanti chilometri fa Mamma per mia. arrivare qua con noi a 1000 voci, Franco Rizzo! Vai, Franco! Sei così fine. Ero un po' stanco. Ne vuoi un altro? Ne vuoi un altro minuto? Dai, facciamo un applauso che sono simpaticissimi. Dai, belli. grazie. Chi è che è simpaticissimo? Siete conosciuti in Germania. In Germania. Si vede 1000 voci. Grazie a Gianni, Grazie a Gianni Turco, comunque la regia e tutto. Guarda, allora siamo Poi dicono Stefania dis wunderschön. Che vuol dire? Un tuo dico. No, voglio No, sapere. no, scherzo. No. Vuol dire sei bellissima. Ecco. Io non dico mai Ce cose la pago ogni- cattive. Non dico mai cose cattive io. Lo No, so, no, lo so. no. Franco, cosa ci fai salutare questa sera? Allora, un brano fresco sfornato. No, scusate. Infatti è bellissima, dai. Marito, perché mi fa le facce, No, no, Lazzaro. perché io la capisco benissimo a lei. Sì, ma cosa ci fa ascoltare stasera? Grande Stefano. Allora, un brano freschissimo, sta andando molto ma molto bene e questo brano mi porterà in autunno in tournée in America. Vai. Scritto da?
Da Franco Rizzo. Grande Franco! Grazie. Non fa male. Non fa Non male fa male. Franco Rizzo. Grazie. Vivila ora più che mai, come se avessi fretta di svuotarti l'anima. Tu lo sai che non puoi amare lei, prova a sentirti libero e corri anche se non vedi più dove vai. Chi sarai senza lei, perderai l'equilibrio di te. Credici, non ti vuole più, se scavi un po' dentro di te, ci trovi quello che ora sei. Non sarà l'unica storia in cui ti sentirai vissuto, dopo aver perso tutto, ma tu dove vai? Chi sarai senza lei, perderai l'equilibrio di te. Se chiudi ancora gli occhi e non fa male, se tiri il suo battito è istinto naturale, e poi ricominciare la tua vita. I ricordi non danno ancora sbiadita. Provaci come sai fare tu, conquistala in un attimo, non è la prima volta in cui ha visto solo te e tutto il mondo fuori aveva un'altra età, era la tua realtà. Dove vai? Chi sarai? Senza lei perderai l'equilibrio di te e tutto ti ricorderà mai. C'è ancora il suo profumo nella mattina e ora che non c'è più, dimmi chi riuscirà a riempire i giorni tuoi. Dove vai? Chi sarai? Senza lei perderai l'equilibrio di te. Se chiudi ancora gli occhi e non fa male, sentire il suo battito è l'istinto naturale, e poi ricominciare la tua vita. I ricordi non l'hanno ancora sbiadita, non fa male la sua pelle su di te. No, non vivi più senza lei. Se cerchi una risposta al tuo amore, cancella la parola errore. Se chiudi ancora gli occhi e non va male, sentire il suo battito è l'istinto naturale, puoi ricominciare la tua vita. I ricordi non l'hanno ancora sbiadita, no, non fa male, no, non fa male, no. Bravo Franco. Grazie. Bravissimo, signori. rimani qui con noi. Oh. Rimani qui. Venite cantanti, Venite amici cantanti. e colleghi, perché è arrivato il momento della sigla. Cantieri. Salutiamo Cantieri, tutti, belli. salutiamo i tecnici, salutiamo Eccoci qua. Chi? tutta la regia. Audio video, il Satiricon di Aprilia, Gianni Turco, e noi ci vediamo la prossima puntata che è fra poco, vedrete. Aspettate pochissimo, Hola. pochissimo. Sigla! Io canto perché sento dentro il cuore mille voci, mille voci. Io canto perché sono innamorato, tu mi piaci, tu mi piaci. Io canto
quando ero bambino e questa sera statemi vicino. Che spacca di più, sento il tuo respiro vicino, mi prende il pensiero più vero, sento un grande calore, se tu canti proprio l'amore, su, più brillante dell'oro, ci vuole quel coro che canti con noi. Prossima puntata! Mille voci!